Segretario, cosa vorrebbe trovare sotto l'albero e mettere sotto l'albero? Se potessi esaudire un desiderio del lavoro per chi non ce l'ha, è quello che mi chiedono tutti i giorni le mail, le telefonate in radio, la gente non mangia pane, legge elettorale, l'indulto, quelle menate politiche romane, lavoro. Il 2014 nell'insegna del lavoro, perché quando non hai il lavoro non hai certezze, non hai famiglia, non hai dignità, non hai speranza, quindi lavoro e nel mio piccolo metterò la Lega pancia a terra a cercare di togliere tutti i vincoli che impediscono di far lavorare la nostra gente, che chiede solo, ecco, magari in alcune zone d'Italia chiede assistenza, chiede la pensione di invalidità, il lavoro socialmente utile, l'impiego pubblico. Qua da noi la gente vorrebbe solo poter lavorare. I sindaci si sono già mossi però, anche a Bruxelles. Sì, l'Europa è uno di questi vincoli, una di queste palle al piede che impedisce di sviluppare lavoro, stipendi. La battaglia contro questa porcheria chiamata Europa la faremo, e poi però bisogna battagliare anche paese per difendere la nostra storia e il nostro futuro, quindi difendere anche l'ambiente, bloccare i centri commerciali, le slot machine, il gioco d'azzardo che vanno di moda a Roma, e mi piacerebbe che andassero meno di moda qua in Padania, quindi le battaglie non mancheranno. Allora, in conclusione, un augurio e soprattutto da dove inizierà dal prossimo anno. Dal Veneto, perché lì l'aria dell'indipendenza soffia bella forte, e dalla Concordia. La Lega deve essere una comunità, una famiglia, un gruppo, visto che di palate di fango soprattutto i giornalisti ce ne tireranno da ogni parte. Tutte le televisioni, tranne questa evidentemente, radio, giornali, sono nate per ammazzare la Lega, quindi se siamo comunità, se ci difendiamo l'un l'altro, se voliamo alto lasciando perdere le polemiche rasoterra, ce la facciamo. Quindi mi piacerebbe che fosse un Natale di serenità e di fortuna, perché ci vuole anche quella, serenità e fortuna è l'augurio che posso dare, e la buona politica può metterci la sua parte.